Bon, no canai si guardava in la televisione, che volta l'avevano Melpredi, tra l'altro, su un grande trespolo, in modo che tutta la platea stava sotto, e una delle prime robe che si è veduta le Rintintin. E nei Rintintin si vedeva il forte, il pezzo forte, allora subito qualcuno dice dai, facciamo uno anche noi. Allora si chiappa su gli impresti a casa, le accetti, il masank è il coltellaccio, delle seghe, dei segacci, dei seghetti, e si va, si taglia delle belle piante, anche belle piante grosse così, e si costruisce un forte vero e proprio che a mia memoria era un 3 metri per 4, una roba del genere, col suo ingresso, col portone d'ingresso, e soprattutto quello che mi ricordo bene è lo spalto, cioè il ripiano per combattere dall'altro gli eventuali indiani che avessero da arrivare. Naturalmente è un'operazione che porta via un bel po' di dis e quindi noi si era impegnati per qualche settimana a costruire e dopo a dropparlo per un po' di tempo finché dopo ven fuori un'ata, ven fuori magari il film sui romance, lì si in le daghe, sugli scudi, allora ecco bisogna costruire le daghe prendendo un tocco di legno grande così e con l'accetta scolpirlo ben bene da fare la lama, fa l'impugnatura come che Dio comanda, poi magari farsi anche un bel scudo o taronto o rettangolare e dopo via, battaglie, frazioni contrapposti. Castelnuovo del Friuli, da che sono cresciuto io, non esiste neanche di per sé, esiste il comune ma non il paese. Il paese è fatto di circa 40 frazioni, 46 se dice qualcuno dice 44, perché lei da stabilisce qualche chiesa, magari 2 o 3 chiese per sole, se fa una frazione o no. Allora lì la rivalità era tra una frazione che è alta, allora che 5-6 canai di una banda facevano in guerra con 5-6-7 canai di questa banda e avanti così.